Presentato stamani presso il Collegio dei Filippini il progetto Data Factor che intende trasformare Agrigento in un polo informatico di eccellenza nel settore della data science. L'evento è stato promosso da Expleo Italia e Top Network SPA e patrocinato dal Comune di Agrigento. Il centro di competenza Data Factor sarà dotato di almeno 100 figure professionali altamente qualificate. I lavoratori che si insiederanno nella città dei templi con le loro famiglie saranno supportati da adeguati programmi di orientamento forniti dal Comune e prevede un investimento in ricerca e sviluppo di circa 21 milioni di euro nei 3 anni di esecuzione, mentre ulteriori 13 milioni di euro potranno essere investiti in attività produttive nei 5 anni successivi all'avvio dell'attività. Allora, il progetto è un accordo per l'innovazione che è in parte finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Siciliana. L'investimento principale è fatto da 2 aziende, una multinazionale francese che è Expleo e una solida azienda di servizi informatica italiana che è Top Network. Prevede la creazione di un centro di competenza ad Agrigento con alcune estensioni anche molto probabilmente in altre città della Sicilia e un collegamento con il mondo, tra virgolette, dei servizi informatici italiano ma anche estero. Verranno create 90-100 risorse umane che sia neolaureati con indirizzo formativo specifico piuttosto che professionisti del mondo dell'informatica acquisiranno competenze nell'ambito della gestione ed elaborazione del dato in termini di data scientist, in termini di architetti dei dati, in termini di creazione di business analytics e business indicator utili alla presa delle decisioni sia delle imprese private che della pubblica amministrazione, parlando di sanità, vedendo il cittadino paziente al centro dell'attenzione con il collegamento di tutte queste informazioni. Sono delle competenze molto ricercate a livello mondiale e nel caso italiano abbiamo un'offerta perché una disponibilità di queste competenze rispetto alle richieste del mondo privato e pubblico che varia da 1 a 8 a 1 a 10, per cui abbiamo la necessità come sistema paese, partendo da Agrigento, di creare e rafforzare questo tipo di competenze per dare risposte a esigenze appunto sia dell'impresa privata sia del mondo pubblico. Quanto dura il progetto? Il progetto dura 3 anni, ha il valore di 21 milioni, chiaramente quello che si realizzerà in questi 3 anni, che potranno essere già tra virgolette scaricati a terra, nel senso creare dei servizi che potranno essere utilizzati dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni e di andare chiaramente oltre. È un modello che tra l'altro potrà essere esteso anche ad altre regioni, ad altre città italiane. Per il momento concentriamoci qui che stiamo partendo, in quanto questo è un progetto che era partito prima dell'emergenza Covid-19. Abbiamo sia la programmazione europea 2021-2027 che vede svariate decine di miliardi di euro a disposizione di questi piani, in più i 750 milioni di cui circa 200 all'Italia non appena avremo realizzato queste riforme istituzionali che andremo a rappresentare all'Europa, ne vedrà ulteriori. Abbiamo visto nel corso dell'emergenza parlare di smart working, purtroppo lo smart working serio e reale è soltanto una piccola parte, perché se non diamo strumenti di collaborazione ai dipendenti pubblici e privati non riusciamo a colmare questo tipo di gap. Ecco, per cui l'emergenza Covid-19 dà un ulteriore stimolo e risorse a buone idee e alla voglia imprenditoriale della pubblica amministrazione di dare risposte reali a quello di cui il nostro territorio ha bisogno, a partire da Agrigento. È un progetto del Ministero dello Sviluppo Economico avviato da questi 2 proponenti, è un'attività che è stata avviata dal Comune di Agrigento con queste partnership già oltre 1 anno fa. È un importantissimo investimento destinato ad incidere profondamente sulle sorti anche economiche della città, perché è un investimento che prevederà oltre 21 milioni di euro per la parte diretta, 13 milioni di euro sulla parte operativa e con un investimento anche sul piano delle risorse umane, perché verranno ad Agrigento e
mi auguro che tra questi ci siano anche ragazzi che tornino ad Agrigento, per animare questo centro di eccellenza che vede insieme tante partnership di università, non solo siciliane ma anche d'oltre Sicilia, quindi 100 persone con 100 famiglie al seguito. E l'idea qual è? L'idea di poter realizzare uno stanziamento di queste famiglie all'interno del nostro centro storico. L'operazione vede che cosa? Un'attività in un campo che è assolutamente innovativo, che è il campo della data science, cioè dell'immagazzinamento, trattamento dei dati a servizio non autoreferenziale ma al servizio del sistema in generale, cioè al servizio del sistema delle pubbliche amministrazioni, al servizio dell'economia in generale, quindi delle aziende private. Una nuova frontiera con i debiti paragoni e diciamo anche le debite misure, un po' la Silicon Valley che si realizzò nel catanese, adesso questa iniziativa nell'Agrigentino, ad Agrigento, e che verrà seguita e farà seguito anche ad altre iniziative che saranno svolte in Sicilia.